Purtroppo non è certamente una bella notizia, era già iniziata a circolare nel pomeriggio di ieri, la Regione Veneto aveva mandato comunicato che c'era un signore di 55 anni che tornava dall'Africa e accusava i sintomi di questa nuova malattia di cui in particolare la Repubblica Democratica del Congo aveva già cominciato qualche mese a dare notizia. Ma purtroppo subito, quasi subito, ha dato notizia che questa persona è venuta a mancare. L'azienda sanitaria deputata era quella dell'azienda ASL 2 della Marca Trevigiana, che aveva iniziato subito gli accertamenti diagnostici e anche aveva messo tempestivamente le misure di sanità pubblica previste in questi casi, e quindi era stato, diciamo, messo in isolamento fiduciario domiciliare l'unico contatto che sapevano che era, era rimasto vicino a questa persona. Poi successivamente anche i vari media hanno portato la notizia e si è saputo appunto che questo signore che è mancato si chiama Andrea Poloni, è residente a Treviso, ma ha un'azienda qua proprio vicinissimo alla nostra città, a Pieve di Sacco. Di questa situazione, di questa malattia se ne parla già da molte settimane. È una malattia che è una malattia molto grave, perché sembra che abbia un tasso di mortalità molto alto, e è una forma di malattia respiratoria, e i sintomi sono febbre, vomito, dolore di ossa, sonnolenza, tutta una serie di sintomi, e sembrerebbe che da quello che riportati, ma non solo sui media nazionali, ma anche giorni fa c'era un articolo sul New York Times che spiegava che comunque quella zona è particolarmente prostata, perché gli abitanti si vivono in condizioni igieniche scarse, e poi hanno anche problemi di alimentazione, e non solo non ci sono strutture sanitarie, ma anche mancano proprio le vie di comunicazione. Ricordiamo che la Repubblica Democratica del Congo ha già tutta una serie di emergenze sanitarie, sono, passatemi il termine, famosi anche purtroppo per il vaiolo delle scimmie, che è un'altra malattia che sta imperversando già da oltre un anno, anche se sembra che tutto sommato anche a livello mondiale sia sotto controllo. Diciamo che ovviamente tutti noi siamo scottati da quello che è successo, l'opinione pubblica mondiale è scottata sicuramente dalla pessima esperienza che abbiamo avuto con il Covid e quindi con la pandemia, però c'è da dire che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, soprattutto in seguito all'esperienza del Covid, è sicuramente più attrezzata per